Saremese che trova la seconda vittoria consecutiva in campionato, terza nelle ultime 5, ma quanta fatica per battere il Ghivizzano. A Borgo Amozzano infatti sono i padroni di casa a passare in vantaggio con il solito Pagano e la sua conclusione beffarda che rimbalza davanti a Radaelli e sigla l'1-0 per i padroni di casa. La reazione della Saremese è fidata al capocannoniere del campionato Lauria, che trova il pareggio con la testa, trova anche il nono gol in campionato. Saremese che, trovato l'1-1, si spinge in avanti, da applausi, da vedere, rivedere e da celebrare il gol di Giorgio Gagliardi dalla distanza, conclusione a giro che toglie le ragnatele dell'incrocio dei pali. 2-1, il risultato con cui la formazione di Calabria va al riposo. Nella ripresa arriverebbe il 10° gol di Lauria, ma ancora con la testa il numero 10 viene fermato per posizione irregolare. E allora il minuto clou è il 73esimo, perché prima c'è il pareggio di Zagaglioni con questo diagonale che finisce sotto l'incrocio dei pali, poi dopo 60 secondi rigore decretato a favore della Saremese. Dal dischetto si presenta Lauria, numero 10 sulla maglia, numero 10 in classifica marcatori e 3-2 per la Saremese che fa volare i mattuziani a 2 punti dal Ponsacco capolista.